il nostro ospite di questo pomeriggio. Si tratta di Fabio Gemo, documentarista antropologo. Benvenuto e grazie. Grazie a lei. Fabio Gemo è anche direttore del centro studi sull'etnodramma di Monselice nel Padovano, ma soprattutto Fabio Gemo è giunto da noi questo pomeriggio per parlarci di una interessantissima scuola di cinema documentario etnografico che si chiama Etnofilm. A che livello è la diffusione di questo genere di cinematografia? Allora, diciamo che partiamo da una situazione estremamente precaria per quanto riguarda l'Italia. Il mio lavoro si è svolto per quasi un ventennio, soprattutto all'estero, dal Messico fino all'India, e negli ultimi 6-7 anni ho poi investito nella mia terra natale, che è Monselice, perché penso che le cose si possano fare anche a livello importante, non necessariamente essendo Milano o Città del Messico. È vero che l'Italia da questo punto di vista rispetto ad altri paesi europei è messa molto male. La Francia, la Germania, l'Inghilterra già da diversi decenni ha un centro importante per la documentaristica etnografica. Da noi la disciplina dell'antropologia è sempre stata una disciplina un po' come dire una cenerentola rispetto ad altre discipline, e di conseguenza anche la parte cinematografica ha sofferto di questo. Quest'anno noi celebriamo il nostro ventennio, perché sono 20 anni che il centro studi sull'etnodramma è sul territorio, e da 8 anni c'è la presenza dell'Etnofilm Fest, che è un festival dedicato proprio al documentario etnografico, e cioè il documentario sull'uomo. In questi giorni è stato aperto il bando, peraltro, che fino al 30 di aprile chi avesse prodotto qualcosa di un documentario su questo filone ce lo può inviare. E quindi la scuola si lega al festival, sono due cose estremamente legate, perché da una parte era necessario creare una vetrina dove poter dare spazio a quelle poche produzioni, peraltro, che ci sono. Diciamo che c'è più una produzione di materiale, di documentari che sono di interesse antropologico, pochi documentari prodotti da antropologi visuali, si chiamano antropologi visuali gli antropologi che si dedicano alla documentaristica, e in Italia questo è pressoché quasi assente. Noi speriamo che questo possa anche incrementare questa cosa. E c'era quindi la necessità anche di una parte dedicata alla didattica. Io da quasi 20 anni tengo workshop sia all'estero che in Italia dedicati alle tecniche di cinematografia finalizzati alla documentaristica, però una scuola strutturata mancava. Da questo punto di vista devo dire che un grazie va sicuramente all'amministrazione di Monselice. Questo lo devo dire perché lei sa benissimo che in questi ultimi anni i tagli alla cultura sono enormi. Invece in controtendenza devo dire che l'amministrazione di Monselice ha puntato molto e anzi ha allargato i fondi negli ultimi anni, quindi questo lo devo riconoscere. Noi abbiamo anche i fondi comunque della provincia e della regione per tutto questo. La scuola sarà un momento importante perché negli anni sono passate figure estremamente importanti del cinema e del teatro dentro a questo festival, da Jodorowsky a Fernando Arrabal, da Eugenio Barba a Luigi Di Gianni, e proprio quest'ultimo, Luigi Di Gianni, che è uno dei padri del documentario italiano, un signore oramai ottantenne ma in piena attività, perché lui insegna peraltro ancora al Centro Sperimentale di Roma, vincitore peraltro del Festival di Venezia nel 1957 con un suo documentario, un pezzo a 90 del documentario etnografico, e lui sarà presente nella nostra scuola, e quindi questo è un dato di grosso rilievo. Ricordiamo anche, a proposito della scuola del centro studi sull'etnodramma, che per qualunque informazione potete consultare il sito www.etnodramma con 2M di Milano.it. Noi siamo grati e ringraziamo per la sua attività e soprattutto ridiamo appuntamento per l'Etnofilm Festival, che sarà in scena da quando a quando? Dal 20 di giugno al 28 giugno. Un'ultima cosa che voglio dire è che in questi ultimi anni noi abbiamo oggi un archivio veramente straordinario di documentaristica su temi internazionali, ed anche questo sarà un futuro progetto che abbiamo, cioè quello di creare uno spazio importante proprio perché anche altri possano fruire di questo materiale. Grazie a Fabio Gemo anche per la sintesi, direttore del centro studi sull'etnodramma di Monselice in provincia di Padova. Buon lavoro e arrivederci. Grazie.